Mentre la pura Vergine Maria stava in orazione contemplando la venuta di Gesù, vero Messia, a così ida stava parlando, oh mio Dio, e questa donna santa e pia che per figlio allo verbo sta aspettando, serva delle serve fossi io, a chi sta chi sarà. Madre di Dio, in che punto un angelo scendì e ci disse: Ave Maria, grazia plena. Maria si conturbò quando scoprì da pura vista angelica e serena. L'angelo Gabriele rispondeva: Donna, ci disse con una voce lena, non temere che Dio sommo fattori caleranno alle tue viscere puri. Maria rispose, china di timore: oh angelo di Dio vago e giocuno, ma come succederà st'opera d'amore che uomo non conosce tra sto mondo? L'angelo ci disse: è lo tuo creatore che già costretto d'amore profondo, e tu per opera sua concepirai e sempre pure e vergine sarai. L'umana natura si trova in tanti guai e resta per il tuo menso consolata, e tu purissima e santissima resterai. Maria rispose umiltata assai: ecco la serva di Dio è preparata, di mia si faccia tutto questo e quanto mentre l'hai detto tu, angelo santo, in che punto con gloria davanti, lo verbo eterno d'un cielo scendio, più che resetto un cielo ventre santo, per Maria fu un mistero santo e pio. Maria, noi ne rallegriamo in questo e quanto, che foste letta per madre di Dio, si tenne festa, giubilo e festino per l'amore di Dio Gesù bambino.